rispetto a quelle che sono state le sue scelte in Telecom. Poi per esempio sul tema Mediobanca Generali il Corriere della Sera ha espresso qualche dubbio in maniera chiara, in maniera netta, su una liturgia bizantina che forse non è più al passo con i tempi. Così per esempio abbiamo sostenuto che non fosse il caso che la Fiat acquistasse la Fideogram, non la Fiat ma l'Exor, la Fideogram, dal gruppo Intesa nel momento in cui c'era aperto tutto un tema che riguardava gli incentivi al settore automobilistico. Queste sono tutte posizioni che abbiamo adottato con la responsabilità nostra. Devo dire che gli azionisti le hanno discusse, le hanno accettate, ma hanno sempre rispettato l'autonomia e l'indipendenza del quotidiano. E io non ho motivo di dubitare che questo possa continuare indipendentemente dal loro ruolo all'interno dei consigli di amministrazione della Quotidiani o dell'RCS Media Group. Se fino ad oggi è andata così, da domani quando si scrive di Telecom, Intesa San Paolo, Toz, Sai Fondiaria, Generali, Italcementi, che vuol dire grandi appalti, Mediobanca, Alta Velocità, Pirelli, magari della Juve e della Fiorentina, con quali pressioni bisognerà fare i conti? Di pressioni ce ne sono sempre, questo è inutile che... Poi spetta al nostro modo di fare questo mestiere. Del resto immagino che Report abbia delle pressioni da parte del proprio editore ogni settimana, eppure fate il vostro mestiere e nessuno pensa che siate al servizio dei vostri azionisti che in questo momento coincidono con il governo per certi versi, no? Confermo, da buona parte dell'arco parlamentare e anche da tutto il resto. Però devo dire che nessuno mai mi ha impedito di parlare di questo o di quest'altro o censurato delle parti. Questo significa che le pressioni si possono contrastare, però c'è una differenza. Report è poca cosa e sta comunque dentro la RAI, che fa pur sempre servizio pubblico. Il Corriere risponde solo ai suoi azionisti e ci auguriamo che siano così illuminati da non sfondare le spalle di un professionista come Ferruccio De Bortoli, perché il Corriere fa gola e ogni tanto qualcuno tenta di scalarlo. Dopo la pubblicità. E a proposito di pressioni, il titolo RCS, per esempio, le ha subite, ma sembra che nessuno se ne sia accorto. Lo scorso autunno Geronzi dichiara che il primo azionista RCS non è Mediobanca, ma il re della sanità lombarda, Giuseppe Rotelli. E nasce un piccolo giallo, perché Geronzi è uomo riservato e di solito non parla a caso. Il 29 ottobre scorso, a margine della giornata mondiale del risparmio a Roma, Geronzi dichiara che Giuseppe Rotelli possiede il 15% delle azioni RCS e invita i giornalisti ad andare a verificare bene i pacchetti azionari. Se così fosse, Rotelli avrebbe dovuto denunciare i nuovi acquisti alla Consob. La notizia per un giorno finisce nei titoli di tutti i giornali. Abbiamo detto che noi non abbiamo più acquistato azioni dopo quelle dichiarate, quindi sono il secondo azionista. E come mai ha detto questa cosa Geronzi? Come mai ha detto questa cosa Geronzi? Deve chiedere a Geronzi. Ma lei che idea ci ha fatto? Perché non sono curioso. Geronzi ha detto Rotelli ha il 15%. Che no, non lo so questa cosa, ma è vero? E Geronzi avrebbe detto no, fatevi bene i conti perché Rotelli è già al 15% e quindi è il primo azionista. Che appunto io le chiedo. No, non l'ho seguita questa cosa, dovrebbe chiederla a lui. Ma capita anche di sbagliare, di fare un errore, no? Ma per quale. No, però faccio io una domanda a lei, perché cosa può significare questo? Chi è? Va bene. Ok, va bene, scusi. Pronto, scusami. Niente. Pronto? Sì, ci sono, dimmi. Quindi era una battuta che voleva un significato particolare, era una cosa di attenzione nei confronti di Rotelli a quel tempo, no? Questo era il senso della battuta. No, perché tu me lo chiedi, cioè, su quale motivo ti è venuto in mente dopo un anno questa battuta, cioè per quale ragionamento? No, a parte ci dobbiamo mettere.
Il portavoce di Geronzi dice che era solo una battuta, fatta per sottolineare l'importanza dell'azionista Rotelli, ma il giorno dopo ci richiama per chiarire meglio. Ma perché non l'avete smentita dopo tutti quegli articoli di giornali? Che poi a quel tempo il significato era questo, l'aveva smentita, dopo Rotelli aveva portato la Consob, l'abbiamo lasciato. Per arrivare al 15 avrebbe avuto bisogno ben più del 2, avrebbe dovuto denunciarlo alla Consob. Certo. Geronzi fa una battuta e Rotelli conferma alla Consob che la sua quota è invariata. Esatto, è questa la cosa. E che a volte fa ste battute uno poi, no? Sì, certo. Infatti lui diceva, sai, lui non parlava con i giornalisti, buongiorno, buonasera. Quando parla dice che Rotelli è Bella al 15. giornata, quindi tocca stare attenti. Mamma mia. Comunque, proprio a fine ottobre si chiudeva un periodo molto buono per il titolo RCS, che in soli 46 giorni registrava un rialzo del 50,2%, un balzo sospetto sul quale indaga la Consob. Questa indagine della Consob sul rialzo del titolo? Magari venisse un bel rialzo, io non lo vedo, ma quando ha rialzato? Quando non c'ero? No, ai tempi Magari, recenti. guardi, io non vedo l'ora, la vorrei leggere in prima pagina, enorme rialzo del titolo RCS. Più 50,2% in 46 giorni non è male come rialzo. No, ma non ci posso credere, sarebbe stapperei dello champagne, ma non credo che è così. Verifichi meglio, Cioè lei se è così la considero questo una grande rialzo notizia. se l'è perso, Com'è? Se l'è perso questo rialzo, non se lo ricorda. Sì, io sto molto spesso all'estero, ma tutti i giorni guardo comunque come i contadini quello che ho in cascina. Non mi pare, non me lo ricordo, se è così è una bellissima notizia, speriamo che continui. Gliela do con qualche mese di ritardo, perché stiamo parlando di Domattina settembre, lo voglio ottobre, novembre. verificare, guardi, mi pare, a naso mi pare che non è possibile. Sarà andato, come noi, sul sito di Borsa Italiana, dove si può vedere la curva del titolo, un rialzo che secondo la Consob potrebbe celare operazioni sospette. Guardi, quelle sono aziende oramai, ripeto, insomma, non voglio parlare per altri, ma in totale trasparenza su ogni fronte, sono talmente viste, controllate, guardate a vista, che neanche un pazzo, no? Che ne avesse voglia si metterebbe poi a giocare con cose che scottano così, no? La Consob sta facendo accertamenti chiedendo una serie di informazioni ad alcune società di gestione del risparmio che fanno operazioni sul titolo RCS. Fra queste c'è Prima SGR, che ha anche rastrellato piccole quote del capitale. Per Prima SGR però le richieste della Consob sono prassi ordinaria. I rapporti tra la Consob e l'SGR, in questo caso Prima, sono coperti da riservatezza, quindi... Se voi mi dite che è prassi ordinaria è una cosa, se voi mi dite non è prassi ordinaria ma c'è la riservatezza... No, ma non è questione, è prassi ordinaria. Perfetto. La Poi quello Consob che fa viene questo dopo... genere di attività ed è attività diversa da un'ispezione. È prassi ordinaria per la Consob chiedere nomi dei dipendenti e dei collaboratori della società? Chiedere se qualcuno di loro abbia o meno rapporti particolari con il gruppo RCS? E chiedere copia della documentazione dei controlli previsti dal regolamento? Queste richieste di solito partono quando inizia un lavoro di indagine. Mi è stato detto che è prassi ordinaria, lei invece evidentemente ha degli elementi per dire che non è così. Io sinceramente non so che cos'altro aggiungere. Ma di chi è la Prima SGR? Il capitale della società è al 33% del Monte dei Paschi di Siena, ma l'azionista di riferimento, con il 67%, è Claudio Sposito, ex numero 1 della Fininvest. Le indagini della Consob saranno utili anche per capire se, come già successo, qualcuno sta rastrellando di nascosto quote del capitale RCS, usando metodi poco ortodossi. Anche il patron delle cliniche lombarde Rotelli, quando diede inizio alla sua scalata a RCS, fu ricoperto da illazioni e sospetti. Si vociferò che spendendo tutti quei milioni di euro per comprare azioni del Corriere della Sera, Rotelli stesse agendo per conto di qualcun altro. Io sono un uomo libero. Quindi sono soldi suoi e lei vuole arrivare... Sono soldi miei e ragiono con la mia testa. Quindi alla mia libertà di uomo indipendente tengo moltissimo. Rimane il sospetto che qualcuno abbia comprato azioni per conto di qualcun altro. Una società di gestione del risparmio sotto indagine Consob ci scrive dicendo che non è vero, si tratta di un normale accertamento.
Qualcuno sta tentando di scalare occultamente il Corriere? Non sarebbe la prima volta. Controllarlo significa avere fra le mani un'informazione che, almeno fino ad oggi, è la più influente, un'informazione che farà più fatica a mettersi di traverso, magari proprio sui tuoi progetti. E tornando alla sanità, il 30 dicembre scorso è stata approvata una legge che consente di cambiare la natura giuridica degli ospedali pubblici trasformandoli in fondazioni, una proposta avanzata più volte proprio da Giuseppe Rotelli. Domani, per chi